Il big match della terza giornata del campionato di Serie B femminile si gioca in via Vermigli con il Padova che ospita il Sassuolo, formazione che in estate ha cambiato molto ed è una delle più serie candidate alla promozione in Serie A, essere prima però in classifica dopo 2 giornate. Il Padova che finora ha sempre vinto in stagione 2 partite di campionato e 2 di Coppa Italia. Partono molto bene le biancoscudate che dopo 2 minuti riescono a trovare questa azione di contropiede. Ferrato serve così Favero sulla sinistra che entra in area e con un ottimo diagonale batte il portiere al primo affondo. Il Padova passa in vantaggio, molto cinica la formazione biancoscudata che riesce a trovare subito il gol e anche ad amministrare molto bene la gara nei primi minuti. Ancora a Padova, lancio lungo di Peruzzo, colpo di testa di Ferrato, bellissimo questo scambio con Fabruccio. Il tiro però di Ferrato termina sul fondo, si fa vedere verso la mezz'ora il Sassuolo, è bravissima però Martina Donà su Costi. Calcio di punizione di Marta Michelon e la palla sbatte sull'incrocio dei pali, anche sfortunato il Padova che però cala molto nella parte finale del primo tempo e si espone a notevoli rischi, uno su tutto, e questo nei minuti di recupero. Ancora bravissima Martina Donà su Costi. Si arriva nel secondo tempo, dopo 6 minuti c'è questo calcio di punizione, si avventa Sofia Carli che segna così il 2-0 da rapace d'area di rigore. La Carli segna il 2-0 per il Padova, sembra mettersi nel migliore dei modi la partita. Ancora Martina Donà su Corradini, poi al 16° minuto Costi trova una punizione bellissima, sembra la copia di quella di Marta Michelone nel primo tempo, soltanto che questa termina sotto l'incrocio dei pali, quindi rientra in partita il Sassuolo al 16° minuto, ma il Padova ha l'occasione dopo 2 minuti di trovare il 3-1. Claudia Ferrato è sola in area, c'è questa scivolata fondamentale della difesa del Sassuolo che riesce a spazzare in angolo e così alla mezz'ora arriva anche il 2-2 del Sassuolo, ancora con Costi che sigla con questa bellissima diagonale la sua doppietta. Poi nei minuti finali il Sassuolo andare più vicino di tutti al gol del vantaggio con Corradini. Alla fine finisce 2-2, un pareggio meritato per quanto visto in campo. Il Padova si mangia un po' le mani ma resta comunque al secondo posto in classifica, quota 7 punti.